Buongiorno a tutti. Siamo qui per il solito nostro aggiornamento bisettimanale. Allora, iniziamo subito dalle visite fatte in queste 2 settimane passate. Allora, ho postato anche dei video del calcio diversi dal solito, perché ci sono stati dei gravi incidenti qui a Venezia, quindi ho postato anche dei filmati riguardanti questi per chi potesse interessare la cosa. La scorsa settimana sono stato invece in 2 escursioni col mio amico Dante, che molti si ricorderanno per il video fatto alla fabbrica, quella abbandonata con macchinari pazzeschi. Bene, con il Dante siamo stati al paese fantasma di Orsetti, provincia di Vicenza, e in una villa veneta abbandonata che ho tenuto anonima per evitare che la gente vada dentro a fare danni, anche se c'è già stato qualcuno che lo ha fatto. Inoltre, questa settimana sono stato al Lido di Venezia, dovevo visitare delle colonie e dei forti della Serenissima. Purtroppo mi è andato tutto male. Non sono riuscito a entrare da nessuna parte, però ho fatto tutti i video brevi, gli shorts. Quindi io vi consiglio di guardare gli shorts perché così potrete vedere qualcosa su questi luoghi abbandonati ma non visitabili. Inoltre ieri ho fatto un'escursione veloce, si fa per dire perché è vicino a casa mia, a Vigonovo, all'idrovia Padova-Venezia, che è un canale artificiale navigabile che doveva collegare Padova-Venezia, mai terminato, e che praticamente ora è fermo da decenni. E io sono stato in una gigantesca chiusa che c'è appunto a Vigonovo e sono stato fino in alto, all'ultimo piano di questa diga che è alta una trentina di metri sull'acqua e è una visita molto interessante, un altro spreco made in Italy. Questa è la situazione delle visite fatte. Per quanto riguarda quelle in programma la prossima settimana e quella dopo, bisogna vedere tempo permettendo perché ho visto che danno un po' di pioggia questa settimana entrante. Quindi questa settimana probabilmente riuscirò a visitare qualche luogo qui vicino e sarebbe mia intenzione andare a Pordenone per visitare dei luoghi anche nel pordenonese. Vediamo cosa riusciamo a fare. Non dico nulla di speciale, però nel pordenonese c'è una caserma abbandonata dove si entra facilmente. C'ero già entrato, ma non pensavo fosse la caserma perché hanno demolito il muro, hanno demolito quasi tutto. E mi pare che si chiami Tagliamento, adesso non vorrei fare errori. Comunque, prossima settimana o la settimana dopo andrò sia nel pordenonese che in questi luoghi qui vicino a casa mia, in Veneto, zona Padova e Venezia. Se il tempo tenesse e se riuscissi ad avere un giorno intero completo, dovrei andare a Pellestrina. A Pellestrina c'è un forte della Serenissima e dei bunker tedeschi della seconda guerra mondiale. Il problema è che mi ci vuole una giornata intera per raggiungerlo, perché con i mezzi pubblici si parla di 2 ore e mezza di viaggio, anzi forse 3 ore di viaggio più 3 chilometri a piedi per raggiungere il luogo. Quindi si parla di quasi 4 ore andare e 4 ore tornare. Mi ci vuole una giornata intera e non è facile. Comunque, restate sintonizzati, guardate i video, guardate gli short perché sono molto interessanti gli shorts e continuate a darmi consigli perché molti luoghi che ho visitato in questi giorni, anche se non sono entrato, sono stati i vostri consigli, quindi continuate a darmi consigli, continuate ad aiutarmi. Se volete venire con me non c'è nessun problema, lo sapete. Vi ringrazio perché siete tantissimi e auguro a tutti una buona giornata. Da Baffone alla prossima.